Ciò che mi intrigava di più all'epoca, e parlo degli anni 90, è il fatto che potessimo replicare quanto avveniva in America e anche nel resto d'Italia, ovvero la creazione di connessioni tra coloro che provenivano da zone geografiche differenti. Quindi così come in America appunto avveniva tra le varie crew e i vari gruppi, oppure ancora all'interno di una stessa zona di provenienza, che era come ad esempio quella di Wu-Tang Clan, a noi piaceva l'idea di poter creare qualcosa così all'interno della nostra regione. Quindi ci adoperammo, ma ci venne anche naturale, per la creazione di una connessione tra chi viveva l'hip hop nel nostro stesso modo, ma soprattutto per chi comunque aveva una provenienza molto simile alla nostra. Noi del resto venivamo da Mogoro, un paese di 5.000 anime, e quindi ci veniva anche naturale cercare di collaborare con chi viveva appunto l'hip hop con lo stesso spirito con cui lo vivevamo noi. Consideravamo poi inoltre il fatto che la creazione di una connessione del genere ci potesse consentire di uscire fuori con una potenza di fuoco maggiore rispetto a quella che si poteva avere uscendo da soli, e anche perché comunque era una maniera di dare più spazio a realtà differenti, insomma anche il dimezzamento di quelle che erano le spese di produzione. Poi c'è da dire che comunque vivemmo un'epoca molto molto positiva sotto ogni punto di vista, perché si girava parecchio e questo ci permetteva di stare insieme e affinare quelle che erano le tecniche e tutto ciò che ne veniva fuori naturalmente. Stranos elementos. A Ferrari concetti. Pagazza viaggia sotterrati, i pacenezzi pa moglie a vogli. Torniamo con un carrego di botti, pieni dei batti correnti. Chi farà dare i monti pa, di setare niente, cura si cagna ferricotti. Carro pesi di concetti, frenati da cavalli, conterenti riprospetti di attacchi dinamitardi, cardi. Chi sono gli Stranos? Gli Stranos alla fine sono i figli di questa città. Noi siamo nati e cresciuti, attualmente viviamo tutti a Porto Torres, raccontiamo quello che viviamo, che poi alla fine è quello che facevano gli americani, o meglio i newyorkesi, quando è nato il rap nei quartieri di New York. Te raccontiamo anche noi la nostra vita, quello che ci succede, quello che ci capita intorno. Lo facciamo partendo da qua, appunto, una città nata sotto il segno industriale, che ha influenzato anche il nostro suono, per chi ci ascolterà un suono molto sintetico. In Porto d'Oro in Calturina è stato il primo nostro lavoro, uno spaccato di quello che succedeva, appunto, fino ad allargarci a poi in Resugonto, che abbiamo toccato tematiche che prendevano un po' tutta la Sardegna, fino ad arrivare a Orange Circuit, il nostro terzo lavoro, che ha raccontato quello che stanno facendo, che racconta quello che stanno facendo i servitù militari, perché alla fine le basi, i poligoni che ci sono in Sardegna sono il riflesso di quello che succede nel mondo, perché vengono eserciti vengono forze armate da tutto il mondo ad allenarsi, a provare armi che poi sperimentano in vari territori. Quindi anche noi siamo direttamente collegati a quello che succede al mondo, siamo un po' anche responsabili. Alla fine nulla di più, nulla di nuovo, raccontiamo quello che è stato fatto appunto nei block party della New York anni 80, lo facciamo adesso nel 2020, ma l'abbiamo fatto già nel 2003 quando abbiamo iniziato. Lasciano tracce sul video, ma sono metriche precise, con il suono tenebro non c'è rimedio né cura, né sostanza in natura, è come ogni cosa sotto bella fruttitura, ma in ogni cultura c'è un malanno che colpisce la nostra fondamenta, se le strisce, c'è chi patisce questa pena come un capo appeso al collo, uranio impoverito io non mollo. Io ho iniziato a fare il rap nei primi anni 90, più precisamente a cavallo tra il 91 e il 92. Il mio approccio al rap, o meglio dire alla cultura hip hop, è stato di natura fisica, nel senso che nonostante avessi già una visione
di quella che fosse il fenomeno, se lo possiamo chiamare così, tramite le VHS che circolavano tra gli amici come Wild Style o Beat Street, non avevo mai avuto il piacere di assistere a un live. Con alcuni amici eravamo venuti al corrente che a Sassari c'era una sorta di festival, un concerto che si chiamava Non c'è pace senza giustizia. In quell'occasione ebbi il piacere di conoscere Valentia, al tempo su Maistu con DJ Pallalpiede, che mi regalarono la loro demo cassetta. Fu amore a prima vista, un impatto fortissimo nei miei confronti, tanto che al rientro dal concerto ricordo che rimuginavo, giravo e rigiravo a casa la notte, soprattutto mi dicevo: ma questa cosa è una cosa assurda, bellissima, io voglio far parte di questa tribù, io voglio provare a vedere cosa, se riesco a fare del rap anch'io. Fu così che immediatamente il giorno successivo dopo il concerto, con alcuni amici storici, Fabrizio, Biccio e Ale Alfa 76, con i quali già andavo in skate, fondammo la prima crew portotorrese, gli RQD, Racism Equal Division, dal quale poi prende il mio nome di battaglia, la tag RD. Quelli sono anni che coincidono con l'esplosione delle posse in Italia. Noi avevamo poco più di 15 anni e iniziavamo le nostre prime esibizioni sul palco. Mi sento diverso bustandoci dentro, non sparo alla bestia che mi risponde facendo il verso. La fisso negli occhi, la guardo attraverso campi di vetro. E poi con una realtà locale sassarese, era Matrice Sarda, quindi conobbi i rispettivi MC che ne facevano parte, Veleno, Palolo e Luprafetta. Lungo questo percorso nel 95 entro a far parte di una band sassarese, L'Ultimo Atto, all'interno del quale c'erano diversi loro membri, avevano un bagaglio culturale e musicale abbastanza delineato e pesante, veniva chi dal punk, chi dal metal. Infatti il nostro gruppo, L'Ultimo Atto, aveva un tiro bello pesante. Abbiamo avuto l'occasione di suonare insieme ai Kenzanek. Erano anni in cui il rap si stava espandendo, c'era la possibilità rispetto a oggi di andare a Sassari piuttosto che a Nuoro o a Cagliari di trovare una jam, quindi di incontrarsi con il writer di turno, con il DJ, con gli altri MC, con il breaker. Questo era motivo di confronto e di crescita. Oltretutto poi c'era l'open mic, il microfono aperto, dove tutti gli MC facevano a gara sgomitando tra di loro per accaparrarsi il microfono, per far sentire i propri pezzi che magari avevano scritto la settimana prima o addirittura qualche giorno prima. Questo perché la generazione di cui faccio parte era una generazione che non aveva le possibilità che ci sono oggi, non c'era internet, era tutto molto più lento. Noi le cose ci dovevamo veramente sudare. Oltretutto c'è da dire che c'erano dei codici non scritti, come ogni comunità che si rispetti, la comunità hip hop aveva le sue regole, i suoi codici, c'era un rispetto reciproco tra gli MC. Questi codici, nel mio caso, erano dei codici etici che corrispondevano con l'uscita all'ascolto di quel periodo, con l'esplosione delle posse in Italia, che erano strettamente correlate poi ai vari centri sociali, come Onda Rossa Posse di Roma, col centro sociale Forte Prenestino, i 99 Posse con Officina 99, Isola Posso Star con Isola del Cantiere di Bologna e via dicendo. Inevitabilmente poi vengo a conoscenza di un rapper che è quello tra tutti che mi ha forgiato, se possiamo dire così, mi ha più influenzato, che è l'UX, con la Costa Nostra dall'Abruzzo, per poi abbracciare tutti gli altri, diciamo, gruppi che gravitavano intorno al panorama della scena italiana,
come Chaos, Graph, Gofferdi, Colle del Fomento, Speaker Dino e via dicendo. Nueva fa la lunga, fa la tragica, che nulla rima è magica, la metrica è dinamica, i carica, i ragazzi sopra pezzi di papiro bianchi chi, passano da poli positivi a negativi ti, ni segani lanchi tra banchi di nebbia, di si pigliano i granchi, ma un po' i fasce di screga, pusano i banchi, vedi un fascio di legna, e risore risegna, dendi botte all'Italia, una nuova Sardegna. Tutto è nato dopo già un po' di anni che frequentavamo gli ambienti, diciamo, isolani, per quanto riguarda l'hip hop isolano, con le prime apparizioni come breaker, anzi all'inizio come solo spettatore, perché prima ci si doveva un pochettino guardare attorno prima di diventare protagonisti della scena, perché comunque ci sono stati dei percorsi dell'hip hop sardo e comunque dell'hip hop nazionale dove magari un pochettino era un po' più duro fare parte della scena o comunque provare a introdursi nella scena. Comunque se c'era dedizione, buon senso e rispetto per tutti, pian piano ognuno ha sempre trovato il proprio posto, sin dagli anni 90, da quando almeno ho conosciuto la scena sarda io, dalle prime jam che ho frequentato quando ero ragazzino, che si dovevano fare i salti mortali anche solo per fare 20 km negli anni 90, 95, per andare a vedere anche 10 minuti di pannelli dipinti, di qualcuno che braccava e qualcuno che rappava. Sì, no, poi quando siamo arrivati nei primi anni 2000, che con gli Stranos abbiamo iniziato a ingranare le marce per quanto riguarda più la dedizione musicale, quindi ci siamo messi sotto, abbiamo iniziato a produrre i primi pezzi, a arrangiarli bene, avere una saletta, a confrontarci con altri gruppi, a fare i live che comunque fanno crescere qualsiasi MC, che senza quelli non, per mio avviso, ha poco da dire, perché è lì che uno poi, secondo me, crea stimoli, riceve stimoli, che il live per un MC è il minimo. Questa è una cosa che non fanno, questa è la sputtana, chi mi tocca da subire, proprio moschere o rinotte impedire, su male indere, promuovere, mantenere, so che sono diventato, del tempo a po' calcolato, come prona, scritto uno nuovo fumo, e magari costa puro, casi magni torna pizzo. Il mio modo di rappare, anzi, l'ho sempre quasi solo fatto al 99% in sardo, ma solo per un fatto di praticità e di spontaneità, quindi mi metto a scrivere spontaneamente, scrivo in sardo. Forse sarà perché in domo con mamma vengo in sardo, con i miei fratelli parlo in sardo, comunque vengo da un ambiente in cui ho sempre frequentato persone con cui ho il più delle volte dialogato in sardo, e comunque mi piace perché è la lingua mia e la tratto, e quindi Mi fate male, non cherzo ridere, non cherzo intendere, non cherzo ascoltare, ma solo colpevolizzare ZQ, bonus ideale criminale, no, e stesso aggettivo dato senza voi, so chi ha fatto, su tanto danno accusato, su tanto danno furato, su indipendenza quotidiana, te, zette per le buona, so, pago chi suona. ho avuto la fortuna di nascere in una casa dove l'hip hop, il rap lo ascoltavo, e l'hip hop lo vivevo giornalmente, capito? Ho un fratello che è un writer, Gibbone, che fa parte della SAF Crew, più anche tutti i suoi amici, quindi io mi sono ritrovato sin da ragazzino coinvolto prima esternamente, poi magari pian piano con i primi passi mi sono introdotto anche io, organizzato delle jam. Ho portato la prima volta in Sardegna Chaos, Modi, DJ Trix, Giosta. Per quanto riguarda Orincense e Queer, cioè l'ultimo album, a differenza degli altri vecchi lavori,
Quest'album è stato tutto prodotto da me, proprio per tenere un unico stile, un'unica linea di suono. E quindi sono andato a ricercare vari sample, delle librerie orchestrali, giusto per fare dei battle beat, dei militant beat, quindi librerie di film, trailer, comunque tutto quello che riguardasse un pochettino la roba un po' dura e un po' militante. Poi sono andato a cercare vari spezzoni in qualche TG, mi sembra, qualche documentario, quindi su queer a basi militari, su Antifa. Sono andato a tagliare un coro su una manifestazione. Figli di strummatura, chi fa vedere di famiglie, nostalgici del duce tocca pure comprenderli. Un paio di bagligli patturali la memoria, cabingio sono tutti appesi e quello ci sempre in gloria. E sono state fatte queste strumentali in base comunque alle tematiche e in base agli Stranos, Radio Chiezzanedu, perché loro sono molto aggressivi e belli cazzuti sul beat. E il risultato è quello che avete sentito, anche perché l'album è tutto in free download su YouTube. Quindi seguiteci e niente. I contatti virtuali di oggi erano i contatti fisici di allora. Ci si frequentava più spesso, ci si incontrava e soprattutto i punti di ritrovo erano la strada, erano le piazze, piuttosto che le scuole dove trovavi il breaker che breccava o il writer che stava dipingendo. Diciamo che erano tempi in cui la cultura hip hop era molto più viva rispetto ad ora, forse per il fatto che c'era più coesione tra crew, c'era più voglia di confronto, più voglia di stare insieme. Questo poi ovviamente ha portato anche a collaborazioni con realtà locali sarde, nel nostro caso i Limbudos con Malamente Sacro, Malos Cantores con Kilo Miciuppi, per poi arrivare anche a collaborazioni fuori dalle righe, diciamo, di quello che era la scena hip hop, come poeti come Alberto Masa o musicisti come può essere Riccardo Pittà o Marco Colonna. La disponibilità dei vinili e delle cassette che arrivavano era molto limitata, arrivavano col contagocce. Io non avendo la possibilità di avere un beatmaker o di avere delle macchine che mi permettessero di fare dei beat, delle basi strumentali, utilizzavo il lato B delle strumentali che appunto trovavo su vinile. All'epoca, per ovviare a questo problema della distribuzione, a Roma c'era stata l'accordata sempre che faceva capo al Forte Prenestino, dove tu potevi ordinare, slegata totalmente da logiche di mercato, facente parte appunto di un'auto-organizzazione, autoproduzione che faceva capo al centro sociale, dove io appunto usavo ordinare, collezionare questi vinili, c'era anche passaparola dell'Isola Posso Star, comunque diverse produzioni dove c'era un lato A e un lato B. Nell'atto A c'erano i singoli, mentre nell'atto B c'era la possibilità di avere il beat, la strumentale, sul quale poi noi rappavamo. Continuando in questo percorso, intorno al 2000 entro a contatto con una crew neonata prodotto Rese gli strani elementi. Loro erano poco più che dei ragazzini. Inizialmente conosco Siano, per poi conoscere tutto il resto della banda, all'interno del quale c'erano sia breaker che writer che MC e anche qualche DJ. Con loro da subito è nata una bella amicizia che poi è sfociata nel progetto Stranos Elementos. La scena sarda è veramente forte, ma molto forte, io oserei dire granitica, visto che noi in Sardegna abbiamo il granito ed è un paragone che calza a pennello. Non lo dico perché siamo direttamente coinvolti, ma perché veramente ci credo. Il problema è che non abbiamo gli addetti ai lavori,
che riescono a promuovere e a far arrivare i prodotti di qualità fuori dal mare. Spesso anzi si fa il contrario, si importa qualcosa di cui noi non abbiamo bisogno. Non è il mare, non sono le distanze, perché sono dei gap che abbiamo colmato grazie alle compagnie low cost, alla parziale modernizzazione delle infrastrutture, a internet, quindi non è quello il problema. Un altro problema è che a volte non ci crediamo nemmeno noi. Passiamo il tempo a buttarci merda uno con l'altro, a pensare di essere i king del pianerottolo e non ci coalizziamo, ecco. Non facciamo una coalizione in maniera tale che l'avversario, chiamiamolo così, ovvero la scena italiana, una scena di cui noi volente o nolente dobbiamo fare riferimento, possa essere quantomeno impensierita dai sardi, chiamiamolo così. Anche perché ci sono tanti artisti di qualità in Italia, ma fondamentalmente si contano su due mani. In Sardegna abbiamo un ottimo rapporto popolazione artisti di qualunque genere, oserei dire che è veramente molto alto rispetto ad altri posti. Anche perché a noi è capitato, quando siamo andati fuori, di vedere i nostri colleghi che un po' sbalorditi perché non si aspettavano questo qualcosa in più che loro non avevano, anzi spesso finiti live ci dicevano: ma scusate, voi chi siete, da dove siete arrivati, perché è la prima volta che noi vi conosciamo, vi abbiamo ascoltato giusto perché eravamo in serata assieme, siamo andati a vedere chi foste. Quindi un po', non lo so, forse un po' ci siamo autoghettizzati, abbiamo passato il tempo a fare una guerra che non porta da nessuna parte, oltretutto anche una di quelle guerre stupide, neanche dirette faccia a faccia, sono quelle guerre subdole fatte di boicottamenti di serate o di ripicche, io non ci vado perché lui non mi ha chiamato, eppure l'altra volta così e colà. Diciamo che è un atteggiamento molto, molto infantile che porta danni a chi è già nel settore, soprattutto a chi si affaccia per la prima volta nell'hip hop sardo. Vede queste cose qua che sicuramente non lo spingerà a continuare. Un composto in base al tempo, ho speso piccoli studi, poi c'è stato tutto il resto. Siamo accecati dai colori, dai messaggi, dalle mode, dagli ingaggi. Ma in sto mondo siamo piccoli ingranaggi. Non vuoi sapere chi votare? Te stesso, stai puro quanto basta per fallire sul concetto e difendilo, anche stando solo. Perché la chiave sta nell'anima, nascosta in ogni uomo. A quasi 32 anni c'è sempre la stessa esigenza, la voglia di esprimersi, come quando ne avevo 15-16. Questo ti dà ancora la forza di andare avanti, comunque di portare avanti le proprie idee. Il rap per me è sempre stato questo, è stata un'esigenza. In questo oceano di plastica sopravvivo, galleggio in mezzo ai rifiuti di un mondo ambiguo. Se parlo ancora è per dirvi che non mi estingo, finché il mandato assegnato non è finito. Non ho mai scritto per tendenza, diciamo, ho sempre scritto perché avevo voglia di farlo, avevo voglia di esprimermi o dire qualcosa. Non ho mai fatto un album, un disco, una produzione in maniera forzata, perché dovevo farlo o perché mi è stato chiesto di collaborare. Faccio le cose solo perché mi viene voglia di fare, di esprimermi, e soprattutto quando collaboro con delle persone, sia come MC che come produttore, lo faccio proprio perché ne sento il bisogno, comunque mi piace la persona con cui sto collaborando. Nel corso degli anni il rap è, diciamo, il movimento hip hop che si era formato anche nella mia città, Porto Torres. Cito gli Stranos Elementos perché diciamo che sono precedenti alla mia nascita, come la mia nascita artistica. Loro mi hanno spronato, mi hanno dato la possibilità di fare le prime basi anche con loro in maniera ufficiale. Per un ragazzo di 16-17 anni comunque non era poco. Poi nel corso del tempo ho avuto modo anche di collaborare con altri artisti dello stivale e
e anche altri artisti di spicco dell'isola. Benefici vi danno i vostri messia, l'impegno che ci mettete pregandoli e così via. Ma sto sistema ha troppe falle per piegarci, non capisco come questo possa lobotomizzarci. Vorrei essere ultimo in mezzo a dei finti primi, capire davvero cosa vuol dire essere felici. La fase di scrittura è una parte molto delicata, molto personale. Gli argomenti trattati possono andare dalla politica o semplicemente da una giornata particolare, da una giornata storta, da un'esperienza vissuta. Solitamente avviene di botto, non viene mai posticipata o interrotta, al massimo viene corretta in un secondo momento a livello grammaticale, eccetera, eccetera. Però quando concepisco il testo di una canzone, il 90% del testo viene concepito quasi tutto insieme, nel periodo che utilizzo proprio per scriverlo. Cosa portate sul palco di fronte a un adolescente? Occhi fermati che fatti nel buio, questioni sul viso dalle dipendenze. Date una mano a chi regge il gioco, io dura poco con la mia testa. Odio chi finge di intendere quello che porta nel cuore ma prima calpesta. Vuoi scalare sto underground, usa la lingua ed ego il tuo sound. 14 anni di colpi sul petto laddove poi crolla l'ultimo round. La produzione, delle strumentali, dei beat, nel corso degli anni ho avuto un'evoluzione al contrario, se si può dire, una devoluzione. Nel senso, sono partito nel produrre con un normale PC, con una scheda audio, ovviamente poi il mio home studio è cresciuto con altre attrezzature e paradossalmente sono passato dal digitale all'analogico, dove tuttora combino sia produzioni digitali e analogiche insieme. Diciamo che sono un MPC user. Sono anche un collezionista di Akai e attualmente produco con un MPC 2000 XL. È proprio qualcosa di diverso, non riuscirei a esprimere questa cosa in maniera esatta, non riuscirei a farvela percepire se non toccando con mano quello che faccio ogni giorno, ogni volta che mi viene voglia di farlo e comunque sempre in una maniera versatile. Lavoro dove e quando, il precariato dov'è? E con il titolo di studio fatti pure un bidet. Se vuoi cambiare, se vuoi avere più possibilità, fa le valigie e scappa perché qui non c'è serietà. Non c'è più spazio per la gente con la testa. Noi vogliamo più reality, più testa e zero gente onesta. Il mio metodo di produzione preferito, diciamo, è legato proprio all'Akai MPC 2000, il campionamento tramite dischi in vinile. Periodicamente compro dischi anche un po' a caso, faccio dei giri nei mercatini, prendo stock di vinili da dove posso estrapolare magari qualche sample che mi dia l'idea per creare qualcosa di nuovo o per scrivere qualcosa di nuovo. A volte riesco a estrapolare qualche melodia e a modificarla completamente, oppure si parte semplicemente da un rullante, da una cassa appunto estrapolata anche da dischi in vinile che magari una persona non gli darebbe neanche credito. Le principali influenze, diciamo, che ho avuto nel corso degli anni per quanto riguarda l'hip hop nella produzione, attualmente mi piace molto Big Joe, DJ Sciocca, che per me è proprio il punto di riferimento dell'hip hop italiano per quanto riguarda la produzione. Per quanto riguarda i gruppi o gli MC che mi piacciono un sacco, dei più recenti potrei citare Mezzo Sangue, Rancore, mi piace tantissimo Chaos, Il Colle del Fomento, Gli Assalti Frontali, Banditi soprattutto. Quelli sono dischi e punti di riferimento che secondo me sono stati fondamentali per tracciare il mio percorso. Si comprano punto,
Occhiali neri su sta faccia da coglione, questi rapper del mulino bianco me li mangio a colazione. Bomba a carta, scala in quarta, restisce sul mianettone, a costacca quanto basta per zittire una nazione. Sono la prova di flow che cercavi, di ritorno dall'inferno fatta a pugni con gli ignavi. Ma lo sai come si dice, tutto torna di fantasmi. Io sono morto, poi risorto come Cristo, adesso salvati. Lascia perdere pure sta storia, sull'asciutto, sul bagnato, questo disco resta in traiettoria. La mia scrittura è in costante evoluzione da sempre, perché comunque una cosa che mi è sempre piaciuta del rap è la possibilità di sperimentare ogni volta, per ogni disco, nuove metriche, nuove interpretazioni e anche nuovi temi da affrontare. Nella testa sempre il sole come fosse alle Hawaii, la scimmia che mi chiama dallo zoo di Shanghai, fumando piante grasse che non sono bonsai. Ho preso il primo volo, bella frate, bye bye. Quando ero più piccolo i temi erano quelli un po' più adolescenziali o comunque più vicini alla città, alle amicizie, a tutto quello che ruotava attorno a una nicchia un po' più stretta rispetto a tutto ciò che è maturato negli anni, perché per fortuna ho fatto diverse esperienze che nel tempo ho sempre riversato in musica, trattando argomenti sempre diversi di disco in disco, perché avevo questa voglia di cambiare e di dare una rinfrescata. Ogni disco doveva avere una rinfrescata rispetto al precedente, in modo che l'ascoltatore, che magari mi seguiva già dal disco precedente, avesse la possibilità di cogliere tutta questa evoluzione. Vivo d'altro e non aspetto, oggi mi prendo solo quello che tu ti sei perso. Ciò che mi ha reso vero, cani amici, è che ci ho messo il cuore sempre come gli amici. Per questo sentirmi dire dei tuoi miti, voi avete spaccato, quelli sono dei falliti. L'hai notato? In questo momento, per esempio, per me è fonte di ispirazione il cinema. Seguo diversi registi che nel tempo mi hanno segnato più di altri. Faccio un paio di nomi su tutti perché mi piacciono tantissimi film di Tarantino o piuttosto i film di Kubrick. Sono due persone a cui sono particolarmente legato e mi piace riportare i loro temi che vediamo nei film anche nelle mie canzoni, quindi romanzare, raccontare delle storie o in prima persona o in terza persona in maniera abbastanza semplice per l'ascoltatore, in modo che quasi si faccia il film nella sua testa ascoltando una mia traccia. Queste sono le ultime cose a cui sto lavorando. Non è semplicissimo perché bisogna essere abbastanza sintetici, però in quest'ultimo periodo mi sto concentrando più su questa tipologia. Sdraio sta tipa su un piatto dorato, Remida è tornato che bomba. Raglie su raglie hanno reso te asine, la tua puttana cavalla da mondo. No che non scherzo se dico, li faccio, li conto, li spendo, li abbraccio. Voglio brindare alla tua vita vuota dall'ultimo piano di questo terrazzo. Ehi brada, tutto bene? Non conviene fare il matto, chi ti crede? Bevi piscio nel bicchiere, scorro liscio, vuoi vedere? Troppo in alto tipo, ci vediamo sulla torre di Babele, ciao! Mi è sempre piaciuto anche un po' quella parte del rap che valorizza un po' l'ego del rapper, che comunque è una cosa che caratterizza chi più chi meno il nostro genere, quindi anche i pezzi un po' più autocelebrativi mi sono sempre piaciuti, anche perché, ti dico, penso di essere una persona abbastanza alla mano e che insomma non ti guarda dall'alto verso il basso se vieni a parlarci, però allo stesso tempo riconosco che il mio percorso è fatto anche di risultati per me importanti che in tracce un pochino più egocentriche metto in risalto, anche per sottolineare
questi risultati, questi traguardi, o piuttosto fare dei giochi di parole o lavorare di più sulla metrica, cose che invece su pezzi un pochino più introspettivi vengono meno per lasciare posto ai contenuti. Vorrei partire come Marco Polo, fino a Pechino ma prendendo un volo, perché odio camminare. Vorrei partire come Marco Polo, fino a Pechino ma prendendo un volo, perché odio camminare. Quando sei zero come il numero, sul cuore scrivi torno subito. Tra 1000 viaggi che non supero, ti ho detto resta e mi hai risposto dubito. E allora parto, ma verso dove? Vado in Oriente, ci nasce il sole. So cosa lascio, queste persone nascono unite, muoiono sole. Fino a qualche anno fa, ma non solo in Italia, anche in America, di tutti i pezzi venivano girati videoclip ufficiali, ma comunque eravamo all'apice di YouTube e di quello che era la sua potenza, quindi era ovvio che budget e attenzione fossero focalizzati su YouTube. Al giorno d'oggi la tendenza è stare molto di più sui digital store, su piattaforme come Spotify, per cui la tendenza è anche destinare i budget incredibili a livelli alti, ma anche a livelli più underground dei video per magari la promozione su social come Instagram o lo stesso Spotify. Io non ho tempo, lo dico sempre, nulla tenente. Provo a far soldi senza fare nulla tenente. Sto topo vorrebbe mangiare a casa del serpente. Guarda che ambiente, guarda che ambiente, guarda che ambiente. Ricordati qual è il tuo posto, stai muto e composto, fatti due domande se non ti ho risposto. Quindi il valore di un video al giorno d'oggi è un po' scemato rispetto a prima, per quanto io personalmente creda molto nel mezzo video, perché la musica, al di là che si ascolti, oggi si guarda, oggi la gente vuole comunque vedere la faccia della persona che gli sta raccontando quello che ascolta, quindi personalmente cerco sempre di curare particolarmente l'aspetto video, anche se per esempio nel mio ultimo disco è stata una scelta quella di non estrarre nessun video ufficiale, perché volevo che l'attenzione fosse focalizzata esclusivamente sulla musica. Di questa vita che ci resta, viviamo giorni così freddi perché fuori c'è l'inferno che ci aspetta. Al collo avremo pure quei diamanti, ma un uomo vale zero se vestito di rimpianti. La scena in Sardegna in questo momento, soprattutto con le nuove generazioni, io la trovo bella attiva per due ragioni. In primis a livello tecnico, io li trovo molto più bravi rispetto a prima, forti anche del fatto che chi veramente ha la passione per questo genere ha anche a sua disposizione un mezzo come internet per riuscire a fare propria tutta la musica che comunque esce ogni minuto, insomma. Seconda cosa, che fortunatamente si è un po' dispersa con le nuove generazioni, è questa mancanza di collaborazione, che invece sia quando io ero più piccolo sia ancora prima probabilmente ha fatto sì che la Sardegna non riuscisse mai a far sentire la propria voce come unico collettivo nel resto d'Italia, salvo alcune eccezioni, ma ti parlo di eccezioni come gruppi, non come intero collettivo. Questo ha fatto sì che nel tempo altre scene si siano prese, giustamente anche con i loro meriti, delle posizioni importanti nel panorama nazionale, mentre la Sardegna da questo punto di vista è dovuta sempre restare a guardare quello che succedeva, ma perché di base, a mio parere, è sempre mancata la collaborazione da nord a sud, che avrebbe fatto in modo che realtà come per esempio Macete fossero numericamente di più, con relativa visibilità in tutta Italia. Questa è una cosa che fortunatamente nelle nuove generazioni viene a mancare, c'è molta più collaborazione. Io per primo collaboro con un sacco di ragazzi delle nuove generazioni, perché è proprio piacevole
vedere lo spirito con cui affrontano la stessa passione che comunque ci accomuna. Scuola 9-6, back in the days, PRC, gusto grezzo, punchline, Z Clay. Ci vediamo face to face, ok, non su face, su Ring Bing come Kane, o Max come Dwayne. La mia company, porta il flow come il company. Siamo orfani di una scena che ha venduto gli organi, contali come capelli e dopo affrontali. Sono così tanti che riescono a confondermi. Per quanto mi riguarda, per quello che vedo io nel mio stile, per me è black music. Black music, perché black music? Perché cerco di prendere e pescare tutto quello che mi stimola, tutto quello che soprattutto mi piace, perché prima di tutto ti deve piacere una cosa. Essendo anche un DJ, quindi ho fatto una grandissima ricerca musicale e anche culturale in tutto il mondo, in tutto quello che è la black music. Quindi nel mio stile anche di scrittura cerco di prendere l'aggressività del funk, ok? La passione del funk, lo sporco, la tristezza del blues, ma anche la raffinatezza del jazz. Pesco dal reggae, dal ragamuffin, soprattutto quando si tratta di accelerazioni. Ecco, da lì vado a pescare in quello. Cerco di fare un giro in tutto il mondo, anche perché è praticamente impossibile, almeno per quanto mi riguarda, avere uno stile unico, un'unica metrica, un unico flow quadrato. Non mi rispecchia assolutamente, anche perché sono una mina vagante. Non sono un peso per la vera società vibrante, sono nelle strade con l'attivista e il mendicante. Io agito le folle, non le calmo con l'idrante. Io sono un peso per la società e il suo magnate. Mi sento ancora adesso, dopo 20 anni, 22 anni che ho iniziato a entrare in questa musica, in questa tecnica, in questo mondo, in questa cultura, nella cultura hip hop. Dopo tutto questo tempo ancora mi sento pieno di energia. Quindi è impossibile avere uno stile e basta. Quindi anche quando scrivo cerco di prendere prima di tutto dal mio bagaglio culturale, ma non solo. Cerco di prendere anche da quello che ho dentro, perché un giorno mi sveglio che sono in un modo, il giorno dopo assolutamente non sarò mai e poi mai come il giorno prima. Quindi però cosa faccio? Quando mi viene in mente qualcosa, che magari il giorno sono abbastanza triste, sono più blues, diciamo così, per tornare al discorso. Visto che sono più blues, inizio a scrivere 4 battute semplici. Ecco, lì ho messo un segnalibri, diciamo, perché se quella parte lì la vado a riprendere tra un mese per cercare di completarla, io mi ributto a fondo di nuovo in quel mare di blues e continuo la mia scrittura e cerco comunque di chiudere il pezzo. Magari mi risveglio e sono bello, aggressivo, bello funk. Allora via, subito, 4 barre, 8 barre, 12 barre, 16 barre, belle aggressive. E cerco magari di mettere dentro qualcosa di più ragamuffin, quindi qualche accelerazione, qualcosa che richiama la Giamaica degli anni 80. Tutti buoni samaritani sul portale ti porgono un aiuto, ma è un aiuto virtuale. La differenza non sta tra l'amare o l'odiare, ma tra un aggettivo soggettivo e l'universale. Troppi aspetti etici, manigelide come i medici, consigli per gli acquisti, ma acquisti debiti. Ho iniziato in un periodo in cui era molto importante l'originalità. Quindi sì, si inizia e comunque devi cercare sempre di pescare da quello che senti, anche perché comunque abbiamo tutti iniziato nell'adolescenza o nella preadolescenza, quindi è normale copiare. Però lo stile è importante, l'originalità è importante. Io sto con zingari extracomunitari, senti che lei salmonezza al paesi tutti uguali. Tu non vuoi bloccare il flusso e riesco di millenari. Qua gli uniche barriere sono quelle mentali. Io sto coi gay e chi combatte per il pax, la vestiti trans, ti mette il corpo per necessità. Non ho paura del diverso, ho paura di chi butta la paura nel diverso. Tu quando senti a me, quando senti un altro mio collega in Sardegna, che ce ne sono una miriade di voci interessanti, sanno che al microfono in mano è Z, o è Ruida, o è Kilo, o è Momac, o è Sparra di Sassari.
Comunque ognuno ha il proprio timbro e il proprio marchio e l'originalità è importantissima. Basta, metti da parte la PlayStation. Come Premiere si va in deep concentration. Vuole il fresh rap fashion. Come Black dice si inspiration. 3, 2, 1, action, azione. Qui non si gira, ci si gira dall'altra parte ignorando la situazione. L'otto tutti a gira, predicando finzione. La realtà dei fatti è soltanto un'opinione. La disinformazione ha fatto una strage con giornali venduti a colpi di gadget, colpi di pace. Battute prima pagina e le notizie false da giornalisti senza anima. Io ho iniziato quasi una ventina d'anni fa, tra una cosa e l'altra, un po' per gioco, un po' per passione, anche se ancora non sapevo non sapevo chiamarla così. All'inizio, diciamo che quando ho iniziato a scrivere le prime canzoni, che ancora non erano canzoni ma semplicemente strofe o rime, mi sarebbe piaciuto che la mia voce avesse ricordato quella di Neffa, perché mi piacevano molto i Sangue Misto, mi piaceva molto lui, solo che in realtà non sono mai riuscito a dare quel tiro lì alla mia voce, neanche alle mie rime. Il mio stile all'inizio ricordava un po' quello di Paura dei 13 Bastardi, che comunque era un gruppo che io non è che avessi mai ascoltato più di tanto, però poi quando andavo a scrivere, a rappare, avevo quel modo lì. Negli anni poi ho cercato di cambiare questa cosa e forse anche in relazione al freestyle ho cercato di essere un po' più quadrato, nel senso che ho separato le due cose. Nel freestyle ho lasciato molto di più l'improvvisazione, appunto, e l'imprevedibilità delle rime, della metrica, anche a seconda del beat che mi trovavo a cavalcare, mettiamola così, mentre nelle canzoni che poi sono andato a scrivere ho cercato di essere molto più quadrato, di fare delle metriche un po' più comprensibili a tutti, mettiamola così. Ho tenuto le cose complicate per il freestyle, anche se in realtà dovrebbe essere il contrario. È così come con i blackout, rime originali, tu capisci dopo che sei knockout. È così come sul ring, io non faccio il king, ma ti guardo come dancing. Col terzo occhio, non dico cazzate come Pinocchio, capisci che se mi sfidi resti in ginocchio. E non è che rischi, mi rimani in ginocchio sotto una scrivania come Monica Lewinsky, come a Bill Clinton, rap più spinto, capisci che arrivo qua, non come Tinto Brass. Questo non è rap finto, è rap originale, first class. Mi hanno ispirato molto altre figure tipo Chaos One, gli Assalti Frontali e l'UX. Mi hanno segnato molto nel mio modo di approcciarmi al rap e alla cultura hip hop, e anche a certe tematiche sociali e politiche, soprattutto all'interno del rap. Invece per quanto riguarda magari il rap americano o comunque straniero, vabbè che anche quello italiano per me è straniero, Eminem è una delle figure che mi ha scioccato di più, nonostante io avessi ascoltato, cioè magari ascoltavo già che ne so, Tupac piuttosto che Onyx, cioè andavo cose molto diverse tra loro, però poi quando è arrivato Eminem mi ha veramente aperto un mondo dal punto di vista dell'approccio alla parola, all'uso della parola nel tempo, col tempo e sul tempo fondamentalmente. Terra, sogno, ombre, marmellata, isola, sentiero, pane, carnale, resilienza. Ovviamente se fai pane e marmellata io ti rubo il cappello, cioè non devi fare pane e marmellata. Ok, ho capito, no, pane e marmellata no, tutto il resto sì, puoi usarle in ordine oppure sparse, questa è l'unica licenza. Ehi, buonasera a tutti. Grazie. Andiamo DJ. Allora io ovviamente sto leggendo adesso la parola e quindi devo inventarmi tutto. E sono emozionatissimo, potrei fare la base solo col battito del cuore. Ok, inizio così, senza batteria. Parte il tempo, cosa vuoi che sia? Ogni situazione qua la si afferra come un alieno che è appena atterrato sulla terra. E tu capisci, io non sono il primo, arrivato senza invito come il sindaco Marino. Ed è così, ora Bucky Specs rappa
sono quello che fa incazzare anche il Papa. Dimmi solo di che cosa ho bisogno, magari un giorno di realizzare il mio sogno. Questa roba è una martellata, mi ha spiazzato con la storia della marmellata, quindi io non sono un infame, non posso dire pane e marmellata, dico marmellata e pane. Cosa sia più facile per me, se fare freestyle o fare canzoni? Sicuramente quando faccio freestyle non penso a niente, quindi improvviso. Quando lo faccio dal vivo mi capita magari in certi locali dove riesco magari a coinvolgere il pubblico, la gente tira fuori gli oggetti dalle tasche e io faccio improvvisazione su quegli oggetti, che ne so, sull'accendino piuttosto che sulla carta d'identità, piuttosto che sul drink che stanno bevendo. È una cosa molto bella per me perché mi permette di entrare in contatto con sconosciuti a un alto livello di intimità e di condivisione che in qualsiasi altra situazione non potrei avere. Però vi vedo prese bene, mi fa piacere, vengo qua, mi posso anche sedere. E ve lo spiego che le rime improvvisate in fondo sono il mio mestiere. E così io non mi riallaccio, schiaccio rime originali e rimango di ghiaccio. Vedi agitato come il mare alle bocche di Bonifacio, scrocco da bere ad Angelino e solo ghiaccio. Cazzo, la devo dire tutta, alla fine giro con la bocca asciutta. Raga, che cos'è? Non dimmi che quest'ora stai bevendo del tè, no! Appelli! Filtro fiore Bonomelli! Raga, come siete ridotte? Buonanotte! E sogni d'oro, rime originali che io porto da Nugoro. Io ricordo con nostalgia, sono davvero serio, i tempi delle jam a Sassari, delle jam a Cagliari, quando noi che eravamo ragazzini senza patente, un po' incoscienti, prendevamo il pullman per scendere a vedere questa roba dove magari non c'era neanche l'ospite nazionale, quello famoso, ma avevamo così voglia di confrontarci con gli altri, dal freestyle a far sentire le strofe, a sentire le strofe degli altri, a vedere la gara di breakdance o il contest di writing o il DJ che screcciava. E quella roba lì secondo me ha fatto crescere tantissimo il movimento sardo. Ti parlo di anni, i primi del 2000, forse fine anni 90, secondo me c'era molto fermento. E noi, diciamo, i giovani, ma anche quelli grandi, facevano, producevano e in un modo o nell'altro si confrontavano. Negli anni sono venute a mancare queste situazioni delle jam e si è andato più verso delle serate a tema, cioè dove c'è magari solo il rapper piuttosto che solo i breaker, piuttosto che solo il DJ. Si è persa questa cosa del confronto tra di noi. Certo, non dico che non ci sia stata più crescita nelle tecniche, nel livello generale del rap, parlando di rap, anzi forse adesso i giovani sono più bravi di come eravamo noi alla loro età, però c'è poca identità nel suono per me. Con questo cosa voglio dire? Che non è che visto che noi siamo sardi dobbiamo rappare in sardo o dobbiamo per forza campionare le Launeddas piuttosto che l'organetto, ma potremmo avere delle nostre tematiche da trattare, il nostro modo di farlo. Purtroppo spesso nei più giovani vedo questa omologazione, questo tentativo di omologazione nei confronti degli italiani, ok? Credo che tutto questo non porterà da nessuna parte, cioè dico, si perderà un po' quello che è il suono sardo, quello che è la questione sarda. Per quanto mi riguarda, nel rap sardo, tra tutte le persone che ho incontrato e con le quali mi sono confrontato, ce n'è una che negli anni per me è stato modello da seguire sia dal punto di vista tecnico, e parlo di come tenere un microfono in mano sul palco, sia dal punto di vista etico, cioè di come stare nell'hip hop e nel rap, ed è Malam, che tra l'altro ha prodotto il mio primo disco, Hypocrisy. Mario per me è stata una figura di riferimento nel rap sardo per la sua originalità, nel cercare di esprimersi col suo linguaggio, tematiche che lui vive da vicino, e soprattutto per quanto è riuscito a trasmettere questa cosa, secondo me. C'è Futta, che per me è uno che veramente riesce a scrivere dei versi bellissimi,
Poi ci sono anche tanti altri nomi che potrei fare, ma che non mi va di fare per evitare di dimenticare qualcuno e magari fare qualche torto. Credo che la scena sarda, il pro sia il fatto che potremmo veramente tirare fuori il nostro prodotto col nostro suono, con la nostra originalità. Il fatto di essere un'isola e di doverci inserire in un mercato che è fatto anche di serate, di eventi che si svolgono e che si tengono al di là del mare, è una cosa che ci penalizza un po', nel senso che non riusciamo a essere presenti. Internet non basta più per spingere il proprio prodotto, bisogna essere proprio presenti fisicamente lì, altrimenti si dimenticano di te. Ok, io non ho un pezzo su questo beat, quindi mi tocca inventarmi un freestyle e lo faccio così. Tu capisci che mi perdo, mi smerdo ogni volta che entro con le rime, intervento da tergo. Quando arrivo da Kisbex la gente dice ma sti cazzi, intervento da tergo, Marco Materazzi. E così, rime più spinte, Marco Materazzi qua dalla città dell'Inter. E così, ho lo stile originale che massaggia quello che viene dalla barbaccia. Io non so se per tutti è stato così, comunque io ho iniziato a fare freestyle prima di scrivere le canzoni. Questa cosa poi mi è sfuggita un po' di mano, e quasi ho fatto un sacco di freestyle e smettevo di scrivere canzoni. Alla fine mi sono trovato a fare un sacco di gare, a vincerne diverse, a perderne di più sicuramente. La cosa che ricordo con più piacere sono state le finali nazionali alle Tecniche Perfette a Roma, quando sono arrivato tra i primi 8 in Italia, sconfitto da Moreno, che avevo battuto qualche mese prima alle finali regionali quando sono diventato campione regionale in Sardegna. Chiedo un minuto di silenzio, non voglio nessuno intorno, ho bisogno di ricordare un fratello nel suo ricordo, che scrivo queste parole d'amore e dolore, muoio d'amore e dolore, muoio. Se pensa a cosa è mancata, quel vuoto che mi hai lasciato, difficile da riempire, un silenzio che sa di pianto, la tua mancanza rimpiango, vorrei capire, cerco risposte sepolte con un vinile al tuo fianco. Ho iniziato molto presto, senza sapere nemmeno che cazzo stessi facendo, perché comunque diciamo che è partita così. Sono andato a una festa di compleanno di mio padrino nell'88 e per la prima volta vidi un breakers. Io non sapevo nemmeno cosa fosse la breakdance, cosa fosse l'hip hop, era una cosa totalmente estranea. E niente, stava facendo electro boogie, quindi io ho preso bene, ho provato a farlo, sono riuscito a fare il wave, per chi ha la breakdance sa di cosa parlo, insomma. Niente, sono andato a casa di mia nonna, ho fatto vedere questa cosa a mio cugino, e mio cugino mi dice vieni in camera che ti faccio vedere un paio di cose. Tocca, mio cugino ballava breakdance, mi faceva vedere il giro di schiena e tanti altri passi, tante altre cose molto vecchie a scuola ovviamente, perché stiamo parlando di anni e anni fa. Da lì iniziai a esercitarmi, iniziai a ballare in terra, come si suol dire. E niente, la cosa assurda è che io non avevo la minima idea di che cosa stessi facendo, cioè non c'era, perché poi era il periodo in cui non è che ci fosse qualcosa da vedere in televisione. Se avevi culo, cosa che io non avevo, prendevi MTV e ci esercitavamo, cioè ballavamo alla fine con Planet Rap. Era un vinile, una compilation che aveva mio padrino in vinile. C'erano i Public Enemy, Run MC, Eric B. Rakim e tanti altri. Ed è lì che conobbi anche il rap, quindi iniziai a scrivere in quella maniera là. Per me fare rap era dare un messaggio, questa è la cosa che mi ha marchiato, mettiamola così. Così ho iniziato fino a 12 anni, ho ballato breakdance, diciamo in silenzio nel mio angolo, finché ho visto che c'erano anche altri breakers a Nuoro, ho iniziato a fare amicizie, si sono formate le crew, siamo andati alle jam, le prime jam, al Mirage di Cagliari, Olbia, un po' dappertutto, tutta la Sardegna, e andavamo lì a portare anche il nostro nome. Fate la fila, coraggio e non abbiate paura, ne ho per ogni figlio di puttana e non ho censura. Scusate bigotti, sbirri politici ed arrivisti del cazzo visti e rivisti. Faccio parte di un mondo deviato dalla sete d'oro che si fotte ogni minuto che passa a sputare in questo microfono. Direi che un certo tipo di stile, non saprei che stile darmi, insomma, perché ho cercato di cambiare negli anni.
cioè tengo ovviamente la mia matrice, ma cambio sempre stile anche negli album. Esempio, il primo disco che ho fatto è molto più, diciamo, più duro, più boom bap, c'ha testi molto sociali, comunque rimane incazzato. Mentre il secondo è molto più introspettivo, dipende dal periodo di vita che vivo, quindi niente, anche per quello cerco di cambiare proprio, per natura non mi piace rimanere sempre sulla stessa impronta. Quindi niente, stile sicuramente hardcore, non è una cosa leggera, tratto temi sociali, parlo della vita che vivo io e di quella che vive la gente attorno a me. Comunque mi metto molto nei panni degli altri e mi ci vedo insieme agli altri costantemente. Sarà per come sono cresciuto, per come mi hanno cresciuto, i valori che ho. Diciamo che non parlo di soldi, di collane, non è quello che mi rappresenta, non mi interessa nemmeno giudicare chi lo fa, ovviamente. Sono costantemente alla ricerca di me stesso, il mio stile è questo, introspettivo alla fine. Sono molto introspettivo e parlo anche molto del sociale. Fondamentalmente racchiudo il mio stile in questo, la mia scrittura. Per quanto riguarda la scrittura vado a ispirazione, non sono il tipo che si siede e decide che argomento trattare. Io metto un beat, faccio i miei beat, quindi quando mi ispira il beat parto e dalla melodia nasce, diciamo che nasce il concetto, mettiamola così. Quindi se mi ispira sangue sarà sangue, se mi ispira cazzeggio sarà cazzeggio. Ricordo i figli di puttana che mi hanno voluto male, chi per una vita intera mi ha fatto sentire un cane. Mi ricordo ogni nemico ed ogni infame maledico, mi ricordo il vero amico ed ogni giorno benedico chi mi porta nei pensieri senza farmelo pesare. Mi ricordo la rabbia che mi faceva stare male, preso male. Quante volte ci sono andato vicino, una bomba pronta a scoppiare, ho dovuto imparare a correre trattenendo il respiro, mi ricordo. Allora, ho iniziato come freestyler, ovviamente, non ho iniziato scrivendo pezzi, quindi per i primi anni ho fatto molto freestyle. Poi ho iniziato a scrivere. Da lì ho abbandonato il freestyle per concedermi totalmente alla scrittura, quindi il testo che scrivo deve avere un concetto, un significato ben preciso. Non metto mai parole a caso, deve essere una cosa proprio, sono ossessionato alla scrittura. Mamma quería barrar a ti viene besar ma non pot barrar en besar en Paris quinte cusca solo qui no beso paschi muki de tagutia sa ti prego non mi indecere sa scurta sarmi a razones canomine ne sto mi as intendere mandrone io le dio non vi so ma dormi scuda una pressione. La scena isolana la vedo bene da sempre, comunque da quando ho iniziato ho visto alternarsi diverse scuole, diversi breakers, soprattutto perché sono nato come breakers. Diciamo che è molto varia ed è molto ricca, per come la vedo io. Ci sono molti talenti che poi possono piacere o non piacere, perché essere un talento non vuol dire per forza essere bravo, sono due cose differenti, e poi ci sono molti rapper bravi che magari non hanno talento, quindi possono non piacere nemmeno i secondi. Per come la vedo siamo molto più real, mettiamola così, di tanti rapper oltreoceano. Si vede, perché se riesci a capire bene, perlomeno io riesco a capire bene quando ascolto una canzone, se uno sta parlando realmente di cose che vive o seppure sta cercando di mettersi all'interno della cosa pur di sembrare più real, mettiamola così. Penso che il rapper bravo ti debba arrivare, ci deve essere qualcosa che ti colpisce. Al di fuori della tecnica, uno può andare anche fuori tempo, per quanto mi riguarda, non me ne frega un cazzo. È un po' come il breaker che va fuori tempo, non segue bene il tempo, però c'ha lo stile. Se hai lo stile hai già vinto, perché il tempo prima o poi riuscirai ad andare a tempo, mettiamola così. Quindi hai già la carta vincente se continui per la tua strada e lo fai impegnandoti. Ora vado e vengo tra l'inferno e il paradiso, vedo che mi esplode il cuore come il sole all'improvviso. E adesso guardami, dimmi tu cosa cazzo vedi. Ne ho fatto il pieno di problemi e schemi su come dovevo andare. Io vedo solo i miei piedi, affrontare i cupi sentieri. Non resta un cazzo da fare, c'è che ha il pane per i denti chiedenti ma non ha il pane. Sopravvissuto tra lupi ad infami ed affila lame. Fanculo se ci ripenso, un grilletto pronto a sparare a chi mi ha reso la vita un inferno, ho smesso di bruciare.
avevi culo se riuscivi a beccare MTV, perché io MTV non l'ho mai avuto a casa mia, non l'ho mai preso. Tuttora io non ho MTV, cioè mi hanno escluso dall'abbonamento MTV a vita. Ascolta sta voce mia, se ho chi sono in vita s'arruga da saia, sa realtà e questa non da inventare. Cari mio ascolta, non sono di una cazzara, non tengo traballo, non tengo di nai. Scetti su tanto tu canto bastavo campai, s'alternativa è questa. Immigrai a Suso, sa fabbrica è rara, sa miniera non c'è più. Ma sa terra mia non da bolla abbandonai. Mi devo accontentai e mi fai sfruttai. San tutti di una se rendi. Non avrei sta ruga, non te di basta scendi. Essersi forte orgoglioso, furiari. Non avrei si firmo. Moveri, ci sono nasciuti, ci sono vivi, essa seconda tua mia. Ma tu non voglio morri, morri sa ia.